molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. È altro che acqua alta. Il Mose è stato investito da un vero e proprio tsunami giudiziario ed è finito agli arresti l'ingegnere Giovanni Mazzacurati, un uomo competente, autorevole, da 30 anni presidente del Consorzio Venezia Nuova, che si occupa appunto del sistema dighe mobili, fino a pochi giorni fa, quando si è dimesso dal suo incarico per motivi di salute. Adesso si dice, si pensa, ma probabilmente non erano motivi di salute, ma era questa bufera, questo tsunami giudiziario che stava arrivando. Ovviamente partiamo da questo perché è un fatto clamoroso. La testa del pensante, anche il progettista, l'ingegnere, il padre padrone del Mose, così è stato definito, è finito agli arresti e quindi adesso si aprono degli scenari inquietanti. Potrebbe essere la punta dell'iceberg, potrebbe essere un capro espiatorio. Vedremo di capirlo. Ovviamente non aveva dato la stura, cioè a tutti questi risultati, perché per molti anni anche Venezia era stata considerata un po' un porto delle nebbie. Si diceva ma qui ci sono le mandole, ci sono le clientele, ci sono le parentopoli, però nessuno ne parla. Adesso ogni due per tre ne salta fuori uno. Cos'è cambiato in Veneto? Perché poi non è solo Venezia. Meriterebbe un bel approfondimento questa domanda e lei fa bene a porla. Io innanzitutto distinguerei l'aspetto strettamente giudiziario, che è appena all'inizio, da quello politico e procedurale relativo agli appalti o, come si diceva bene prima correttamente, a questa realtà del Mose, che è una realtà nata sui generis con una procedura tutta particolare. L'aspetto giudiziario, diciamo, come premessa, siccome siamo dei garantisti che fino alla sentenza di condanna definitiva non ci sono dei colpevoli, questo a beneficio di ogni nostro commento ulteriore, e io sono un garantista. È inquietante però che diciamo una vicenda come quella del Mose, che come è stato ben detto è il più grande appalto, la più grande opera meglio che interessa il Veneto, di quasi una decina di miliardi alla fine dovrebbe essere. Un'opera peraltro, va detto anche, che è già vecchia nella sua progettazione, secondo una schiera di esperti qualificati che ormai dicono che non è stata pensata anche in una evoluzione di progetto. Un'opera che non risolverà integralmente la questione delle acque alte di Venezia, perché sappiamo che è in grado di affrontare soltanto alcune realtà di acque alte. Quindi un'opera che interessa la questione ambientale, perché per la prima volta Venezia viene chiusa nel suo scambio di acque col mare, e quindi anche questo potrebbe creerà secondo taluno un'alterazione dello stato ambientale che abbiamo avuto fino ad oggi. Insomma, un'opera che presenta parecchi aspetti. Questo è l'aspetto tecnico e l'aspetto, diciamo, dei lavori, e legato ovviamente a quello giudiziario che ha portato a questa vicenda. Il fatto del vertice del Mose preoccupano un poco, perché, come diceva il comandante a Guardia di Finanza, riguarda la figura che da 30 anni, praticamente da una vita, è a comando di una struttura, di un ente che diciamo deve decidere questioni che nel momento in cui si è realizzata l'opera coinvolgono appalti, e non sempre le procedure sono quelle che l'Unione Europea nel tempo ha delineato dovrebbero essere seguite per dare massima trasparenza. Io sono perplesso perché questa figura, tra l'altro, l'ho anche conosciuta personalmente,
e è sempre apparso a tutti come un garante. Mi auguro che lui riesca a dimostrare la sua estraneità, però quando l'autorità giudiziaria trova degli elementi non bisogna avere remora alcuna e bisogna andare in profondità. La questione che mi interessa però, direttore, è l'aspetto politico, cioè che ancora una volta siamo di fronte alla inadeguatezza, insufficienza dello strumento che la politica ha individuato per realizzare delle opere importanti per i cittadini. E sono opere che pesano sulle tasche dei cittadini. In un momento come questo di grave crisi è evidente che un'opera che costa una decina di miliardi di euro, con una cifra imponente, dovrebbe essere gestita con la massima trasparenza, soprattutto con i possibili controlli. Se è accaduto questo vuol dire che non ha funzionato il sistema, vuol dire che il meccanismo evidentemente è inadatto e che la politica non è riuscita a trovare gli strumenti adeguati. Ciò detto, che fare? Intanto non fermarsi, perché lasciare l'opera, non fermarsi dal punto di vista delle opere, se si deve andare avanti, si deve migliorare, certamente anche migliorare, ma non fermarsi, perché rischiamo di avere un progetto a metà che rimane bloccato per molti anni ancora, con un pregiudizio ambientale ed economico elevatissimo. Per ora appunto sono 6 miliardi di euro, ne manca uno per completare l'opera, tanto per fare delle cifre, e qualcuno citava il Ponte di Calatrava facendo un paragone, ma per il Ponte di Calatrava sono già stati spesi 26 milioni, l'altro giorno abbiamo saputo che per 14 gradini bisognerà spendere altri 20.000 euro solo per ripararli, e allora il sospetto della gente, del cittadino è: ma non costano un po' troppo queste opere? Ci fanno sopra la cresta? Che cosa succede? Io intanto vorrei distinguere la considerazione che ha fatto Favaro poc'anzi, perché non credo che la magistratura abbia voluto in passato colpire prima la politica e poi sia arrivata ai tecnici, e oggi succede il contrario. Diciamo che era più eclatante la responsabilità della politica negli anni passati, e quindi è stato naturale il fatto che la magistratura ha colpito le evidenti distorsioni, tant'è vero che siamo arrivati a gravi condanne. Io penso a tutti gli snodi della tangenziale di Mestre, quella vecchia ancora, quella verso l'aeroporto, per dire, che ha portato a condanne definitive di politici anche importanti del Veneto che evidentemente non sono comportati correttamente. Che oggi si colpiscano i tecnici, probabilmente prima dei politici, è perché ci vuole più tempo, perché i politici sono diventati più scaltri, quelli che hanno o sono responsabili per mancato controllo, e questo verrà evidentemente accertato all'esito dell'indagine che ora coinvolge i tecnici. Ciò detto, lei mi chiede: gli appalti costano tanto? Certamente costano tanto, o le opere, le grandi opere costano tanto, perché vi è una inadeguatezza del sistema. Vi è un'inadeguatezza e diciamo che le leggi di questo Stato, dell'Italia fallita, si dimostrano ogni giorno di più leggi pensate per consentire questo tipo di truffa, di imbroglio, di malversazione della ricchezza pubblica, delle risorse pubbliche, e quindi bisogna cambiare sistema. Io sono convinto che c'è una ragione per cui queste cose non saranno cambiate facendo delle nuove leggi, perché ormai lo Stato, dottor Baccialli, non esiste più nelle sue istituzioni. È una burocrazia famelica, aggressiva, divoratrice del sistema, che ha pervaso tutte le istituzioni a tutti i livelli. Ormai non c'è più un Parlamento che riesce ad essere totalmente libero nel suo esercizio della potestà legislativa, perché sappiamo che fuori dalle aule della Camera e del Senato, anzi delle commissioni competenti, vi sono lobby che riescono a condizionare, bene o male, prevalentemente male, le scelte che poi vengono adottate dal Parlamento. In sostanza non c'è più lo Stato, c'è la burocrazia, e non c'è sistema che riesca a cambiare il meccanismo se non abbandonando questo Stato. Bisogna che ne andiamo fuori, dobbiamo avere un braccio più corto tra il cittadino e le istituzioni. Ecco perché tutte le piccole, medie realtà nel mondo, che sono come il Veneto, potrebbe essere una repubblica indipendente e sovrana, sono le migliori anche da questo punto di vista, perché il cittadino è in grado di avere una
immediatezza di relazione, di controllo, di verifica, di sostituzione anche dei meccanismi che nel tempo si dimostrano inadatti per impegnare le risorse pubbliche in opere così importanti. Quindi io credo che ormai bisogna capire che questo Stato è fallito, non ne veniamo fuori, non è che se fanno una nuova legge domani avremo le opere pubbliche garantite nella trasparenza, non è possibile, è lo Stato corrotto, è lo Stato fallito, non esiste più lo Stato, esiste solo la burocrazia che si è impadronita di tutto. E la stessa magistratura, ecco perché all'inizio io dicevo e lo ribadisco che sono un garantista, non sono così fiducioso che la stessa... Nel MOSE lavorano solo ditte venete. Sì, ma sappiamo benissimo anche le ditte venete quanto sono... No, sì. Perché qua bisogna che non finiamo per accusare tutto lo Stato. No, guardi, con l'idea molto chiara, molto nitida. Basta. La burocrazia è quella che uno Stato ormai degenerato ha pensato, realizzato a livello centralistico e poi ha diffuso su tutto il territorio e ha pervaso, ha ragione lei, anche il Veneto, distruggendo anche quelle buone regole che saremmo riusciti a darci e ci daremo quando saremo indipendenti. Quindi io non credo comunque, direttore, che anche la questione della giustizia sarà una questione facile da accettare, perché come vediamo oggi il prodotto giudiziale finale è spesso contraddetto nei diversi gradi di giudizio, per cui io sono terrorizzato che la giustizia parta col piede, tra l'altro, che tutti abbiamo visto con un certo scetticismo, dell'accusa che ha fatto il comandante della Guardia di Finanza, quasi avesse la prova della colpevolezza. Certo, ci sono le prove, intanto è bene che loro le trasferiscano all'autorità giudiziaria, che è l'unica che ha titolo per giudicare del contenuto delle prove e nel legittimo contraddittorio evidentemente trarre poi le conclusioni in ordine all'esistenza di responsabilità o meno. È chiaro che se hanno fatto delle scelte con la convalida degli arresti o domiciliari o comunque con altre limitazioni alla libertà delle persone, evidentemente delle prove ci saranno, ma aspettiamo, perché io non ci credo a questo sistema, è fallito anche da quel punto di vista. Allora, sono talmente... Allora, avvocato, senta, lasciamo da parte le appartenenze, le casacche, lasciamo perdere quel che rimane degli steccati ideologici, eccetera. Ma io mi domando, no? Lei è un uomo di legge, è un avvocato, è normale che una parte della politica, no? In questo caso la maggioranza in maniera abbastanza schizofrenica, ma insomma c'è stata questa posizione che si può riassumere così: se la Corte di Cassazione mi condanna, allora io faccio cadere il governo. Questo è stato giudicato un ricatto, ma al di là del ricatto è normale che diciamo, la politica possa in qualche modo attribuire alla magistratura la volontà, con un'udienza fissata il 30 luglio e quindi per non andare in prescrizione, la volontà di danneggiare una parte politica? Cioè, a me sembra quasi come uno che è stato rapinato in casa, allora per ritorsione se la prende col produttore delle armi Beretta. Cosa c'entra? Cioè è il rapinatore che è entrato in casa e l'ha rapinato, no? Volevo il suo parere... Ma io ho letto in questi giorni diverse interviste, a cominciare dal Presidente della Cassazione, che è una persona molto equilibrata, si è dimostrato, però per me contano i fatti ed è sicuramente anomalo quello che sta accadendo. Direi che l'aspetto tecnico diventa secondario, perché, come ben accennava lei nell'abbozzo così delle considerazioni per porre la domanda, è che non c'è più l'affidabilità delle istituzioni, non c'è più lo Stato. Hai visto cosa hanno detto, per esempio, con riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha mandato indietro il progetto di abolire le province? Ma se vogliamo, l'iniziativa lo stesso giorno da parte del governo di fare un decreto legge di rilevanza costituzionale per reintrodurre lo stesso progetto. O oggi che il governo interviene a spot sulla questione dell'eguaglianza dei figli, quando per esempio non è affrontata la questione di separazione e divorzio, che solo in Italia esiste, perché stava per andare in porto tra l'altro con valide argomentazioni, perché non ha senso per esempio che lo Stato arrivi a intralciare la sorte e la vita dei due cittadini che maturi
e capaci e liberi decidono, senza coinvolgere minori per esempio, che vogliono divorziare in una sola occasione, senza avere tra separazione e divorzio 3 anni per esempio. Cosa c'entra lo Stato che viene a dire dovete aspettare, vi chiamo davanti a un tribunale, dovete manifestare davanti al tribunale? Cioè c'è troppo Stato, c'è troppa invadenza e poi il meccanismo è che non funziona. Non funziona nulla, non esiste, direttore, non esiste più lo Stato, esiste una burocrazia perversa, malsana, che ha alterato gli equilibri anche della Costituzione, tant'è vero che la Costituzione, sappiamo, è la più bistrattata delle leggi, è la più violata delle leggi. I principi costituzionali sono stati letteralmente cestinati in Italia, non c'è più certezza né del diritto né della pena. C'è una casta che imperterrita ormai si è impadronita dello Stato a danno di tutti i cittadini, e siccome tra tutti i cittadini vi sono, io vedo i miei concittadini del Veneto che pagano più degli altri, il residuo fiscale, non dimentichiamoci mai, che è arrivato l'anno scorso a toccare i 21,2 miliardi di euro, che poi ci aggiunge anche i 9 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico che non hanno prodotto i veneti, sono 30 miliardi di euro. Li provi a dividere per 5 milioni di cittadini veneti e viene fuori 6.000 euro a testa all'anno. Vuol dire che una famiglia di 4 persone dà o in maggiori tasse o in minori servizi, gli dà 6 per 4, 24.000 euro all'anno, in 10 anni 240.000, sono cifre iperboliche, inaccettabili, da non più essere qualificata questa realtà come Stato di diritto. Non esiste più lo Stato di diritto. Vi è una violazione palese dei diritti fondamentali della persona, per cui mi creda, alla fine, per porre e rispondere alla sua domanda, a me non interessa più di quest'uomo che si chiama Berlusconi e che rappresenta una realtà superata, che prima ha sostenuto per oltre un anno un governo pseudotecnico assieme a quella che era l'opposizione. Adesso fa la stessa cosa in un governo politico. I cittadini non ci sono più, non hanno più tutele di alcun tipo. Bisogna che comprendiamo, ma non è più difficile, come scriveva ieri un bel editoriale, mi pare Polito, sul Corriere della Sera, dice ormai l'Italia sta camminando sull'orlo del baratro, dice per cortesia non spingete. Meritava una domanda, ma chi è che spinge? È la burocrazia che spinge, una burocrazia veramente vorace, che ormai ha perso il controllo anche dei propri meccanismi interni, per cui ha divorato lo Stato. E quindi l'unico sistema di difesa, io lo dico con una drammatica consapevolezza della gravità delle parole, ormai chi pensa che lo Stato sia trasformabile dall'interno sbaglia. Perché vediamo, abbiamo avuto 2 esperienze, una la stiamo vivendo in diretta, quella del governo tecnico, ripeto, pseudotecnico, che è stato sostenuto a centrodestra e a centrosinistra per un anno, adesso abbiamo un governo che si dice politico, sostenuto ancora da centrodestra e a centrosinistra. Non c'è più la opposizione, non possiamo considerare l'opposizione quella di Grillo, perché abbiamo visto come si esprime e come è stata già fagocitata in parte nella sua azione. Bisogna staccarsi da Roma, bisogna allontanarsi, non perché Roma è una città bellissima da andarci a mangiare, da fare turismo, ma non è più la città che rappresenta il centro delle istituzioni che noi vogliamo. Noi vogliamo istituzioni vicine ai cittadini, una realtà molto semplificata nelle leggi della burocrazia, una vigilanza e un controllo molto più corto, come abbiamo detto, per avere uno Stato efficiente. Se no avremo un disastro ancora peggiore. Guardi che 2 giorni fa è stata declassata l'Italia alla tripla B. Hanno tolto anche il più, e sa cos'è questa? Siamo al passo della spazzatura, vuol dire che il debito pubblico ormai è considerato dagli esperti a livello internazionale pari, anzi un gradino prima della spazzatura. Ma c'è già un effetto perverso che qualche tecnico ha detto, qualche tecnico ha già sottolineato. Voi sapete che i manager che gestiscono gli investimenti pubblici a livello internazionale, quando uno Stato è qualificato con la tripla B, non possono acquistare più del 20% del debito di quello Stato. Vuol dire che tra poco ci sarà una massa di venditori di titoli del debito pubblico e diventerà, se non è una spazzatura, comunque una realtà ingestibile, ed è questione di 24 ore fa. Allora stiamo recuperando tutti gli SMS che avevamo perso, e grazie ai nostri tecnici, quindi adesso li rivedrete, tutti quelli che avete mandato li mandiamo in onda. Diceva... Che mi sembrano
E poi sentiamo Salmaso. Mi sembrano delle dichiarazioni irresponsabili ed eversive, dire che lo Stato non c'è più, che la burocrazia se l'è mangiata. Insomma, non possiamo dire che in Italia lo Stato non c'è più. Certo, è un'organizzazione vecchia, superata, la burocrazia va snellita, ma dire che non esiste più, che non lo si può più riformare dall'interno, praticamente, lei che cosa intende dire? Che bisogna agire? Bisogna che facciamo in 30 minuti, bisogna dare la voce ai cittadini per esprimersi su questo punto. È un discorso, è una proposta la nostra, alternativa a quella che vede lei, è da 2 anni che... E la inviterei a non fare un discorso del genere in televisione ai cittadini. Cioè, ma cosa sta dicendo? È inaccettabile fare dei ma discorsi lei di questo rappresenta tipo. il vecchio, non vedete che siete davanti al burrone, come ve lo dicono tutti? Aspettate cosa? Quando avrete la gente che viene alle sedi del vostro partito, perché invece che dare pensioni di 1.500 euro ne daranno 1.000, allora tra le altre cose non è sul debito, non è solo sul debito. Ma che demagogia! Ma vivete, andate al mercato in mezzo alla gente, andate assieme a Rete Veneta. Alle 5:30 di mattina, allora, noi ci andiamo. Non ti ho visto, Paolo, non lo so. Tra le altre cose, non è solo dal debito pubblico che si valuta la salute di un paese, non è solamente da quello, ma anche da altri indici. Auguri a voi. No, allora, io a voi non lo so, perché lei non mi conosce, non so come faceva auguri a voi, non ancora esprimere il mio giudizio. Io dico che su 30 minuti di suo intervento ho sentito solo indipendenza veneta, se l'indipendenza veneta andrà tutto bene. Posto supposto che non so su cosa si basa, se sono sui numeri precisamente veneti, che poi bisogna integrare a livello nazionale e a livello estero. Io sono d'accordo che e seguo con attenzione l'indipendenza veneta da diversi anni, anche dalle belle battaglie su Belluno, eccetera. Cioè, mi tengo molto informata e credo che su certi temi locali, e sono curioso di vedere cosa succederà in Consiglio regionale sul tema del referendum, esattamente a livello nazionale, anche come avrà che delle ripercussioni che avrà. Però, scusatemi, adesso, detto indipendenza veneta, pagheremo meno tasse, ci sarà più lavoro, saremo migliori, saremo tutto a posto. Non vuol dire niente. Allora dico, non vuol dire niente. No, posso dire. Allora mi spieghi cosa vuol dire. Se mi lascia glielo spiego. Allora, è come dire, bene, allora facciamo un esempio. Padova, siccome c'è il fulcro dell'economia veneta, passa attraverso Padova storicamente, diventiamo una città autonoma feudale. Noi abbiamo molti più soldi di Vicenza, di... Ma che stupidaggine sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Vede, questa è una stupidaggine, dai, per carità. La stupidaggine. Ma è colossale, mi scusi. L'ignoranza è impressionante, lei è un gran maleducato, se mi permette. Lei non mi conosce e continua a dare sentenze. Ho detto che la ignoranza generale, vabbè, io le dico, scusi. Non la persona. Allora, vede, allora lei dà del vecchio, delle persone che non conosce, e pur di mantenere, io capisco che il mondo non sia fatto di sogni, ma sia fatto per realizzarli. Ma le domando, le ultime elezioni, indipendentemente quanti voti ha preso dal suo 10 anni? Noi stiamo vuol dire che il messaggio che date non è recepito, forse non è recepito bene, oppure l'85% non è d'accordo sul modo di come lo proponete. E cosa sta dicendo? Quanti comuni governate? Vi siete proposti l'ultima volta a Treviso, dovevate fare uno spolverone, avete preso meno del 2%. Cosa state dicendo? A Belluno avete perso ancora consenso. Il nostro progetto. Ma no, è giusto proporlo, non è quello il problema, è giusto proporlo, ma non si può dire gli altri sbagliano e noi siamo giusti. Noi proponiamo un'idea e l'argomentiamo, ci mancherebbe. Ma non ho detto che non argomentate bene, io non sto dicendo, è lei che dice che gli altri sono sbagliati. E come no, ha detto, la burocrazia ha distrutto lo Stato è completamente... Ma scusi, lei dov'è che lavora? Fa l'avvocato in tribunale? Certo. Immagino che... Ma lei soggiace a delle regole? Ma certo che ma non funziona nulla, lo Stato è inadempiente, lo Stato non è in grado di bisogna fare? Mandare allo sfascio tutto quanto? Bisogna passare a un progetto diverso. E qual è il progetto? No, mi dica com'è il passaggio, è questo che mi interessa. Non è... Io guardi che da un punto di vista di indipendenza economica veneta, guardi, io sono favorevole all'Alpe Adria di 35 anni fa. Veda lei, no, è già qualcosa, ma perché ci dovremmo conoscere per prima di dare dei giudizi? Però io dire l'indipendenza veneta è la panacea di tutti i problemi. Io voglio sapere come sono i passaggi, dove sono gli economisti. Ma ho capito, questo però, è interessante. perché dire... ecco, in questo senso la ringrazio, lei ha detto una cosa importante. La invito al nostro incontro che ne facciamo tutti i giorni, tutte le sere in tutto il Veneto. Ma io vengo sono già venuto a 2 io comunque. È questo che lei dice, questo le fa onore, le faccio un complimento, perché è su questo che noi ci stiamo impegnando con fior di esperti anche dall'esterno del Veneto che danno contributi di pensiero e di progettualità. Per esempio, che cosa vuol dire indipendenza? Lei si pone questa domanda, e come sarà dopo il Veneto un eventuale passaggio, quando sarà indipendente? Innanzitutto una cosa immediata, lei le accennavo prima, residuo fiscale 21,2
miliardi più i 9 del debito pubblico, lei pensa 30 miliardi a disposizione, ci farebbe un Mose ogni 4 mesi, per dire. Le opere straordinarie, avremmo una risistemazione geologica del territorio che a ogni pioggia viene inondato, viene distrutto. Vicenza anche quest'anno nel giro di 6 mesi tra novembre e la primavera ha avuto 2 inondazioni con allarme. Questo faremmo, metteremmo in sicurezza per esempio il territorio con facilità, saremmo in grado di riavviare l'economia, ridurremmo le tasse. Ma lei sa che nei paesi vicino qui a noi, lo sa benissimo perché è una persona preparata, al di là che ci siamo dati scontro iniziale, vedo che gli argomenti e la visione ce l'ha, che vi sono stati vicino a noi l'Austria, la Slovenia, adesso la Croazia, la Serbia, che fanno pagare le tasse un quarto di quello che paghiamo noi. Come possono i nostri imprenditori competere? Noi vogliamo rilanciare l'economia. Vogliamo parlare dell'evasione L'Italia non fiscale? esiste più in questo senso, non esiste più, nel senso che non è più affidabile, non è in grado di elaborare un progetto per il cambiamento. Questo è il punto. Io credo che bisognerebbe... Questa è la realtà. Io non predicherei sta rivoluzione, ma anche perché l'ho già sentita predicare e siamo qua. Ma no, chiedo scusa, solo la battuta per fatto personale, la sentita predicare perché chi l'ha predicata in modo analogo ma in realtà sostanzialmente diverso è andato a Roma. Noi non andiamo a Roma, non ci interessa più, capisci? Perché non vi votano, non andate a Roma. No, perché non andiamo, non ci interessa. Per ora non potete andare, non ci interessa, perché se vogliamo fare uno Stato indipendente non ci interessa. Io volevo invece richiamare l'attenzione sul fatto che oggi i giornali hanno dato un dato gravissimo, che mentre la capacità reddituale, quindi la capacità di acquisto di spesa dei cittadini è diminuita in 2 anni del 6%, la spesa pubblica è aumentata di quasi 1 punto. E altro che taglio della spesa, è un dato di Alesina e Giavazzi che sappiamo sono essere 6 economisti. anni che va avanti così sta cosa esatto, qua. e quindi per i carichi dirigenziali spesso per 15 septis. Quindi vuol dire che a Roma non bisogna più andare, non per quando andiamo a Roma, non andare a Roma. Burocratici per averlo. Ma voi siete di Padova. Che un imprenditore abbia una possibilità ogni 20 anni di essere beccato. Sono di Padova i colleghi qua del dibattito, ma proprio oggi il Corriere del Veneto dedicava un amplissimo servizio che in centro storico a Padova ci sono dei negozi che stanno chiudendo. È proprio 3 anni purtroppo. È come una cosa a catena, cioè è una cosa. Abbiamo una pressione fiscale che è insopportabile, altro che evasione. Io posso dire che lo sanno gli esperti della Guardia di Finanza, sanno benissimo che ci sono aziende che stanno in piedi solo perché riescono a evadere o a lavorare al di là di quelli che sono i parametri normali, non starebbero in piedi, non avrebbero i requisiti oggettivi per fare impresa e quindi lo sanno che sono in evasione, ma se non fanno così, che è una cosa da condannare, perché chiaramente l'evasione danneggia gli altri, non starebbero neanche in piedi. Oggi abbiamo gli imprenditori, ho detto, penso l'altra volta, che l'ho constatato, che riescono a stare in piedi e fanno una parte di evasione per pagare le tasse, perché neanche le banche glieli danno più, come facevano fino a qualche anno, per lo Stato la scadenza. Non mette Senta, Morosini, che cosa succede martedì? No? Perché c'è in corso tutto l'iter per indire questo referendum. Certo. Riuscirete, non riuscirete? Martedì ci sono 2 fatti importanti che accadono in Regione. C'è la riunione dei saggi che dovrebbero dare definitivamente la risposta alla Giunta e al Consiglio in ordine alla fattibilità del referendum. Inteso, anche qui è importante perché molti pensano che i saggi e poi il Consiglio regionale debbano decidere se il Veneto deve essere o meno indipendente. No! Non è questo il punto, è un atto che viene prima. Qui si deve decidere se c'è la possibilità o meno di esercitare un atto di democrazia e quindi di consultazione, che è l'interpretazione di uno strumento, che è un istituto giuridico che esiste nel diritto internazionale, che si chiama autodeterminazione. Questa è la parola chiave, perché chi nega questa cosa o sorride o la banalizza come è avvenuto talora in passato è perché non conosce la vicenda, non conosce la materia. Perché chi nega il diritto di autodeterminazione nega che esista un diritto internazionale. Questo è il punto. Il Veneto ha delle caratteristiche storiche e sociali ed economiche, una realtà particolarissima, soprattutto quella storica, che poi è fatto anche giuridico, perché la storia di se stessa ha anche una rilevanza giuridica, per cui ha tutti i titoli soggettivi e oggettivi, come si dice tecnicamente, per esercitare questo diritto.
Noi non si vuole chiedere o imporre l'indipendenza del Veneto. Certo, io la voglio, la desidero perché ritengo che sia l'unica soluzione al declino e al fallimento dell'Italia. Fallimento che è nei fatti, perché è un dato statistico, obiettivo. No, la storia della rana bollita, andatevela a vedere, è quello che circola in Europa dove io sono stato 10 giorni fa. L'Italia finirà come la rana bollita. Ma torniamo ai fatti. Quindi è un fatto di democrazia. Lentamente, sì, perché se lei mette la rana, allora io lo devo dire, se mette la rana in una pentola con l'acqua bollente o calda, no, la rana distinto per lo sbalzo termico salta fuori, non si fa bollire. Se lei invece la mette in un recipiente d'acqua fresca e poi accendi il fuoco un po' alla volta, la rana prima sta bene con l'acqua fresca, anche con quella tiepida, forse meglio, e così sta là ancora più scioccamente ferma. Poi quando l'acqua comincia a bollire non si capisce più, quando l'acqua è più bolle definitivamente è bella cotta, ed è quello che avviene con la tassazione, con questo metodo perverso di colpire i cittadini. Ma torniamo alla questione della democrazia, brevemente. Si deve esercitare, si può esercitare in questo Veneto che si trova drammaticamente a tirare la carretta italiana di uno Stato fallito, tecnicamente fallito, mi dispiace per quella del PD che non ci crede, ma è tecnicamente fallito, inevitabilmente fallito. C'è già la rana bollita pronta, magari voi quelli del PD vogliono mangiarsela, ma a me dà fastidio soltanto a pensare a finire rana bollita. Si può in Veneto esercitare un atto di democrazia conformemente a un istituto del diritto internazionale che si chiama autodeterminazione. Poi i veneti dicono no, evidentemente si prende atto, la democrazia è questo. Io l'ho vissuto ancora nel 1995, pensate, in Canada, il 30 ottobre 1995, il referendum del Quebec. Il Canada è un paese democratico, avanzato, moderno, e là non c'è stato nessuno stupore a esercitare questo diritto all'autodeterminazione attraverso una consultazione popolare, e anche là, essendo una democrazia avanzata, la Costituzione non lo prevedeva. Il punto è che non bisogna vedere se lo prevede, bisogna vedere se è vietato o no. Questo è il punto. E non c'è nessuna norma che può vietare finché l'Italia appartiene all'ONU. È chiaro che dal punto di vista giuridico, strettamente interno, con una visione limitata al contesto della Costituzione, interpretata anche in modo parziale, limitatamente all'articolo 5, ignorando l'articolo 10 che invece dice che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, quindi fa propria la norma della Carta dell'ONU, qualcuno può anche dire di no, ma è una visione veramente opportunista e poco tecnicamente difendibile, come sta avvenendo. Martedì si discuterà di questo. I giuristi daranno un parere che evidentemente sarà valutato dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale dovrà poi prendersi la responsabilità di dire se i veneti meritano o meno di essere consultati su questo punto. Io chiedo, siete favorevoli o contrari alla democrazia? Se siete favorevoli non impedite un atto, ripeto, di pura democrazia. Chi ha paura della democrazia, secondo me, ha altri interessi, e chi ha altri interessi evidentemente non fa quello che è l'interesse collettivo, l'interesse del popolo. La sovranità popolare serve per questo, se no è una declamazione inutile. Allora, Paola Licetto, quella del PD ha detto. Quella del PD. Quella del PD, la signora del PD, dai, chiedo scusa. Cosa devo dire? Stavo leggendo un messaggio adesso che condivido in pieno, dice: con tutti i problemi che ha questo paese stiamo parlando di un'indipendenza veneta. Effettivamente tante parole inutili, secondo me. Lei, ci diamo appuntamento, magari qui da dottor Bacciali fra un po' di mesi, lei vedrà che forse sta frase, se la ripensa, la dice in modo diverso, e magari viene con noi, lei è il Partito Democratico, per la democrazia, no? E quindi consenta che la gente si esprima per dire anche il no che lei vuole. No, ma io... La democratica tirannia dipende anche sempre come... No, ma io il referendum ve lo farei anche fare, secondo me non porta nessun risultato a voi favorevole. Però lo vuol fare, è già un bel gesto, io l'applaudo. Io non ho niente in contrario. Per il referendum. Bravissimo, allora abbiamo già tre, lui ha capito che lui è democratico più degli altri, quindi già tre favorevoli, tu sei favorevole? Però abbiamo la maggioranza. Dell'indipendenza veneta. Ecco, allora tutti per l'autodeterminazione, io ho portato a casa il bottino stasera. Per altre cose. Tutti per il referendum. Tutti per il referendum, bravo, tutti per il referendum. Allora...